Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi in diretta da Roma, venerdì 5 di luglio, e l'anno del Signore 2024, cominciamo la nostra trasmissione alle 7:33 minuti e 17 secondi, ricordandovi come sempre di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, troverete tutto quello che avete desiderio di trovare, perché è diventato un giornale online, quindi ci sono i nostri interventi, le firme, le firmissime, gli editoriali del direttore Giovanni Sallusti, la possibilità di sostenere questa radio, e naturalmente il palinsesto, i podcast, tutto quello che volete. Allora, abbiamo esordito ovviamente con i Queen, We Are the Champions, sì, lo siamo, ieri abbiamo ricevuto il premio del microfono d'oro nella sala della Protomoteca del Campidoglio, e allora intanto io voglio salutare e augurare buon lavoro a Davidino e Lorenzo, che sta facendo scuola guida con lui sulla plancia comando delle nostre magiche onde, per cui siccome abbiamo vinto c'è anche chi ha fatto il filmato della premiazione, cioè la nostra Alessandra Mori. Se siete pronti in regia, io direi di agevolare questa registrazione in modo tale che
almeno sarete tutti con noi e rivivremo appunto questo momento in cui ci hanno dato questo premio, il Microfono d'Oro 2024, l'Oscar della radio italiana, giunto alla sua 14ª edizione, per Chilometro Zoom. Stasera non ci sarà Chilometro Zoom, ma ci sarà comunque Lorenzo Viviani dalle 18:05 in diretta su questa radio. Allora, se siete pronti, andiamo pure col video. Non ho mai neanche intervistato, quindi mi ha colpa. Ci sarò, guarda. Intanto che la trasmissione è chilometro zero, su Chilometro Zoom con Antonino e Lorenzo è un'attenzione forte a quei problemi che poi sono sfociati recentemente, no? Quello che voi raccontate tutti i giorni, di chi fa agricoltura, di chi fa pesca, che ha delle difficoltà. E lo fate perché il tema dell'agricoltura è strategico per il paese. Cioè, se non ci fossero tutti queste persone, questo paese che poi si vanta delle grandi prodotti, che fine farebbe? Quindi grazie per quello che fate quotidianamente per il paese intero. Grazie Lorenzo. Queste sono parole che diciamo un pochino esagerate, però posso dire, abbiamo provato, non so solo di questo piccolo pensiero, ma magari pensano un po' del tecnico, a volte per i nostri ascoltatori, però abbiamo fatto dei collegamenti, non so, pescatori di Panamico, fuori a 300 miglia dalle coste italiane, abbiamo cercato di raccontare veramente le vite di pescatori agricoli che ragazzi molto freschi ci sulla nostra tavola ogni giorno per ringraziare. Io dico solo poche parole. Noi abbiamo cercato di mettere assieme le facce e le storie. Le facce e le storie. Andiamo al supermercato, entriamo, c'è il latte della GDO, 40 centesimi, c'è il latte della centrale, 1,40 €. Cosa sto comprando? Da un lato sto comprando qualcosa che strozza il produttore. Dall'altro io sto comprando qualcuno che stamattina si è alzato con l'autobotte, è andato a fare il giro per la provincia, ha portato il latte e campa una famiglia. Quindi anche comprare e votare. E noi vogliamo raccontare anche queste storie. Chi si alza presto la mattina per cercare di portare avanti la propria vita e garantire un futuro alla propria famiglia. E lo fate benissimo, grazie. Benissimo, grazie. Ecco qua, direi che vi abbiamo ampiamente rendicontato questo successo targato Radio Libertà. Appunto, come ho detto nel finale, vista la stazza dei contendenti, il premio ce lo siamo giocato a birre e salsicce come Bud Spencer e Terence Hill. No, in realtà non ce lo siamo affatto giocato a birra e salsicce. Decideremo dove tenerlo. Io avrei proposto di fare una teca sul peschereccio Savonarola e metterlo lì, perché francamente questa storia si è costruita spesso e volentieri con collegamenti dal motopesca a Savonarola, da cui parlava Lorenzo, e questo naturalmente sarebbe forse il luogo giusto dove tenere questa targa. Ce ne hanno dato una sola, del resto. Poi per quanto riguarda la Diumbaghi rossa con la cappottina gialla, abbiamo altri discorsi in ballo. Le 7:38 minuti e 15 secondi, questo premio è dedicato a tutti e ciascuno di voi, grazie, perché noi esistiamo perché voi altri ci mettete i padiglioni auricolari. E adesso cominciamo la rassegna stampa, perché signore e signori, stanotte i conservatori in Inghilterra hanno acchiappato una mazzata di quelle leggendarie. Credo non succedesse dal 1832 una vittoria a valanga di questo genere, anzi stavolta ci vuole proprio la citazione di Nando Martellini dal secondo Tragico Fantozzi. Scusate, ma erano 170 anni che non vedevo una cosa del genere. È proprio così, anzi in questo caso sono 192 anni che non vedevo una cosa del genere. Andiamo a vedere prima di tutto le agenzie, perché i giornali, qualcuno è stato chiuso prima dei risultati, qualcun altro non ha l'argomento in pagina, ma noi ovviamente ve ne ragguagliamo alquanto. Ecco l'ANSA, le elezioni britanniche, trionfo storico del Labour, inizia l'era Starmer in Gran Bretagna, super maggioranza con 410 seggi,
Starmer risulta: ce l'abbiamo fatta. Sunak, vittoria laburista, mi sono congratulato con Starmer. Tori mai così male. Vola Farage, eletto deputato per la prima volta, la rivolta contro l'establishment è iniziata. Ministro della difesa conservatore non rieletto. Le parole del presidente, la polemica su Salvini, Salvini attacca Mattarella, Meloni non strumentalizzarlo. Veramente Salvini si è limitato a fare un'osservazione che credo molti di voi avranno fatto in questi anni, e cioè qui comandano le minoranze. Non mi sembra che abbia detto un'eresia. Ucraina, Orban oggi da Putin, alto là di Michel, la presidenza di turno UE non ha mandati. Femminicidi a Roma, uccisa in strada dall'ex con un fucile, l'uomo ha precedenti per stalking. Quando si decideranno più o meno a trovare una soluzione seria a livello giuridico, magari ne vedremo molti di meno. Infine, l'Economist che pubblica un deambulatore, lo vedete sul canale 252 del Digitale Terrestre, l'app, Twitch, YouTube, pagina Facebook, noccioline e caramelle. L'Economist con un deambulatore in copertina, Biden si ritira. Il settimanale americano, un'agonia a vedere un uomo anziano confuso durante il dibattito. Tra l'altro lui ha confessato che dovrebbe dormire di più. Ora, ma voi vi immaginate l'uomo più potente del mondo che alle 9:30 della sera il latte, 3 biscotti, va a letto, e se alle 23:50, poco, dico per dire, che cavolo ne so, la Birmania attacca il Congo belga, mamma mia dove sono andato a finire al Congo belga, ma diciamo, succede un casino internazionale che fa, no, non svegliatelo che il nonno sta dormendo, ma stiamo scherzando qua. Se questo deve monitorarsi una nottata un'area di crisi in una determinata parte del mondo, che fa? Gli portano la copertina, mo davvero, tipo Max Tortora quando faceva l'imitazione di Alberto Sordi, ve lo ricordate a Convention? E andava, no? Che c'è? Questo è così, è ridotto così. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a vedere la BBC, la zia di tutti gli inglesi, eccolo qua, notizia d'apertura. We did it, ce l'abbiamo fatta, dice Starmer, nel momento in cui i laburisti vincono le elezioni politiche. Keir Starmer sarà il nuovo primo ministro, mentre invece i Tories, i conservatori di alto profilo, incluso Jacob Rees-Mogg, appunto il ministro della difesa, e Penny Mordaunt, perdono i loro seggi. Ecco qua, è impietoso il grafico pubblicato dalla BBC, laburisti 403 seggi, più 203 rispetto al 2019, conservatori 110 seggi, meno 238 rispetto al 19, poi abbiamo i Lib Dem 68 seggi, più 60, Scottish National Party, partito nazionalista scozzese, 8, meno 38. Poi abbiamo SF, che è il partito di Farage, ora non mi ricordo come si chiama, 7 seggi, e infine gli altri 25 più 13. Andiamo a vedere che cosa dice la BBC. Il Labour vince a valanga nelle elezioni politiche del Regno Unito, Keir Starmer sarà il nuovo primo ministro. Il cambiamento comincia adesso, dice Starmer. Rishi Sunak invece suggerisce e commenta la sconfitta dicendo la Gran Bretagna ha dato un verdetto che fa riflettere. Il Labour ha ottenuto oltre 400 dei 650 seggi alla Camera dei Comuni, i conservatori sono a quota 108, maggioranza evidentemente schiacciante. I Lib Dem fanno grandi vittorie, mentre invece gli scozzesi perdono una gran quantità dei loro seggi, ma la verità l'aveva detta il giardiniere Willy, perché gli scozzesi ce l'hanno anche con gli scozzesi, i dannati scozzesi hanno distrutto la Scozia. Poi abbiamo tra le perdite dei conservatori c'è appunto il segretario della difesa Grant Shapps, Jacob Rees-Mogg e Penny Mordaunt. Il leader invece di Riform UK, Nigel Farage, diventa deputato per la prima volta e il partito ne raccoglie altri 4 assieme a lui. L'ex leader del Labour, Jeremy Corbyn, vince come indipendente, mentre invece la leader del partito dei Verdi, Carla Denayer, vince il seggio a Bristol Centrale. Ecco qua i primi commenti che cominciano ad arrivare anche da parte degli scozzesi. Nel partito degli scozzesi, Mairie Black, che diciamo così è stata tra quelle a vedere il suo ex seggio finire in mano ai laburisti, diciamo che
ha commentato: è stata una notte da cataclisma per il partito scozzese, ma non solo. La BBC, tra l'altro, con una certa ironia britannica, eccolo qua, andiamo a vedere, riferisce quello che sta succedendo nel partito conservatore e a quanto pare stanotte nella sede del partito conservatore le cose sono state un pochettino particolari. Pare che ci siano state delle discussioni molto accese a tarda notte e in particolare quando poi è arrivato l'inviato della BBC e gli ha chiesto com'è la situazione, qualcuno si è risposto cioè vedete gli inglesi che gente, qualcuno gli ha risposto: beh, almeno oggi non piove. Questa è la situazione e insomma che legnata. Vediamo un poco, io stavo cercando una cosa che avevo visto sul muro della BBC, che ovviamente sta facendo una analisi continua, sta facendo una diretta continua. Eccola qua, Jessica Parker dice: circa 30 persone sono dentro il quartier generale della campagna dei conservatori stamattina, è così che mi viene detto. Qual è il clima? Un componente del partito che sta uscendo adesso dalla sede del quartier generale dei conservatori mi dice: lunedì ricominciamo, mentre invece un altro guarda nel cielo e osserva: non sta piovendo. Così diciamo che c'è un mix di discorsi battaglieri e osservazioni sul clima. E vabbè ragazzi, purtroppo è andata male, c'è poco da fare. Però mentre è andata male, in Italia il PD esulta dicendo che le destre si battono sul campo del sociale. Ci devi credici. Allora, alcune affermazioni del primo ministro uscente, Rishi Sunak, il miliardario che non sa usare, lo sapete che non sa usare le carte di credito questo signore, una cosa veramente incredibile. Una volta si è fermato a fare benzina in una gas station, una stazione di servizio. Sapete che in Inghilterra nelle stazioni di servizio si trova di tutto, si può comprare anche del cibo e ha comprato una pizza. Al momento di pagare non sapeva usare la carta contactless, pensate un po' voi questo, perché è ricco, sfondato. Pensate, lui ha un patrimonio il doppio di quello di Re Carlo III. Re Carlo ha 350 milioni di sterline circa come patrimonio stimato, lui ne ha 750. Vedete voi? Lui può andare dal re e dirgli: ha morto da fame. E allora sentiamo che cosa ha detto ormai lo spodestato Sunak, che peraltro, a differenza dell'Italia, quando alle elezioni inglesi ti trombano, caro primo ministro, finisce anche la tua vita politica. Guardate che è successo a tutti gli altri. Il migliore di tutti, David Cameron, che dopo essere stato battuto da Boris Johnson, si presentò in un dibattito e disse: io ero il futuro una volta. Che paese l'Inghilterra, straordinario. E allora dice Rishi Sunak: in questa notte così difficile vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i cittadini del seggio di Richmond e Northallerton, che evidentemente hanno votato per lui e l'hanno riconfermato, per il loro continuo supporto. Il Partito Laburista ha vinto questa elezione generale. Ho chiamato Sir Keir Starmer per congratularmi per la sua vittoria. Oggi il potere cambierà di mano in maniera pacifica e ordinata, con buona volontà da entrambe le parti. Questo è qualcosa che ci dovrebbe dare fiducia nella stabilità del nostro paese e per quanto riguarda il suo futuro. Gli inglesi hanno dato un verdetto sul quale c'è certamente da riflettere stanotte, c'è anche molto da imparare e mi assumo la responsabilità della perdita. A tutti i candidati conservatori di buona volontà e che si sono impegnati a fondo e hanno perso questa notte, malgrado i loro sforzi instancabili, malgrado appunto le loro capacità, i loro risultati a livello locale, il loro impegno e malgrado il loro servizio alla comunità, voglio dire loro, mi dispiace. E insomma, e quindi il ricco Sunak se ne va a casa. Adesso arriva un avvocato che nessuno sa in realtà come si comporterà, perché è un tipo abbastanza inesplicabile, tipo anche abbastanza grigio, però vedremo che cosa farà. In compenso, ecco, breaking news adesso,
l'ex primo ministro Liz Truss è stata trombata anche lei alle elezioni. Vi ricordo che la signora Truss credo abbia uno dei record dei governi più brevi d'Inghilterra, è durata nemmeno che 2 o 3 settimane, dopodiché la modifica alla legge finanziaria le è andata male e lei è caduta. Da notare che è stato l'ultimo primo ministro nominato da Sua Maestà Elisabetta II e poi è stata la primo ministro ad andarsi a dimettere nelle mani del nuovo re Carlo III. Tant'è vero che il re, quando se l'è vista comparire, ha fatto anche una battuta divertendo i presenti, ha detto è già di ritorno, per cui io sto cominciando a divertirmi, voi non lo so, ma io sì. Oh, pigliamola a ridere, è andata veramente male stanotte ai conservatori, veramente male, e ora vediamo un po' che cosa succederà in Inghilterra, quali saranno le posizioni che verranno assunte a livello internazionale, perché è chiaro che questo risentirà anche del cosiddetto rapporto speciale, il rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d'America. Fino ad ora Sunak ha lavorato, diciamo così, in tandem insieme con Biden. C'è anche da vedere come si comporterà un eventuale redivivo Trump con questo Starmer. Tra l'altro viene rieletto l'ex leader laburista Corbyn, un antisemita della più bell'acqua, un comunista praticamente, uno di idee ancora più di sinistra di quelle di Starmer. E anche qui quale sarà il suo peso nel Parlamento? Vabbè che sarà nullo, perché questi hanno 410 seggi, quindi figuratevi voi, comanderanno come meglio vorranno. C'è da vedere che cosa faranno, perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ed è proprio così. Quando tu hai una vittoria del genere, una maggioranza imperiale, verrebbe da dire, se poi non riesci a combinare molto, sono problemi tuoi. Dicono che Starmer si ispiri a Tony Blair. Tony Blair era uno che quando prendeva una decisione, quella era. Non so se questo avrà la dirittura morale o la capacità morale di andare, la visione chiara soprattutto che aveva Tony Blair. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Che ora è? Le 7:52. Cominciamo con Avvenire. Avvenire apre con la settimana dei cattolici sociali. Comunque 340-670-9659 se volete commentare questa nottata elettorale e questa enorme batosta presa dai conservatori. O comunque se volete commentare le altre notizie, mica ci abbiamo solo quelle, vi aspettiamo qui ovviamente sulle nostre magiche onde. Allora, dicevamo, Avvenire apre con la settimana sociale dei cattolici italiani. Il Fatto: nel vivo i lavori della settimana sociale, Salvini interviene sul tema della democrazia, gelo di Forza Italia, diritti e riforme giuste, ecco l'agenda di Trieste. Fotonotizia a centropagina: Congo, le milizie attendono che i frutti maturino e poi li sottraggono ai contadini uccidendoli, il cacao nuovo oro, preda di razzie. Di spalla decreto record di tossicodipendenti, piano carceri, dubbi di agenti e comunità, il dramma di 3 suicidi. A proposito di carcere, ora vedrete che cosa c'è nell'apertura del Fatto Quotidiano, perché vi garantisco che sobbalzerete sulla sedia. Andiamo con il Corriere della Sera. Il Corriere apre con l'Inghilterra: il voto anticipato voluto da Sunak, i conservatori perdono 2 seggi su 3, sinistra quota 410, maggioranza assoluta. Gran Bretagna, valanga laburista, exit poll, dopo 14 anni finisce l'era dei Tory al governo, Starmer sarà il prossimo premier. Di spalla la guerra in Ucraina, Orbán da Putin da presidente UE, Michel protesta, non può farlo. Analogie storiche molto interessante, Federico Rampini, su questo tema. Biden diventerà come il russo Brezhnev, Joe Biden sarà ricordato come il nostro Leonid Brezhnev. Quest'ultimo fu presidente dell'Unione Sovietica e segretario del Partito Comunista fino alla morte nell'82. Alla fine era un vecchio malato, sembrava una mummia. Sì, è altrettanto vero però che nei 18 anni di segretariato di Brezhnev la Russia praticamente si mummificò, perché non andò oltre. Nei diari di Brezhnev, rendetevi conto, questi erano i diari di uno che quando aveva noia faceva chiudere la prospettiva di fronte al Cremlino, perché ci doveva correre con una delle macchine che gli avevano regalato i vari leader mondiali. Per esempio si schiantò con una Rolls Royce che gli era stata regalata proprio dai laburisti inglesi.
e correva anche con un Alfa Montre al dono degli operai di Arese, già che ci siamo. Dopodiché nei suoi diari risulta, per esempio nel 1975, a un certo punto scrive: oggi non ho visto nessuno, ho fatto un paio di telefonate e lo shampoo ai capelli. Pensate un po' che roba. E questa era l'Unione Sovietica. E poi alla fine sì, l'ultima volta che i russi lo videro, lui era praticamente gonfio in faccia, si reggeva in piedi a malapena, bofonchiò qualcosa davanti alla televisione e poi 2 o 3 giorni dopo segretario Brezhnev morto. Arrivederci e grazie. Andiamo avanti, tensione nel centrodestra, Salvini contro il Quirinale, la partita di Bruxelles, PPE no al patto coi Verdi. Fotonotizia centropagina, Roma, lui si è costituito, era già stato condannato per stalking, uccisa in strada dall'ex con una fucilata al petto. La vittima, Manuela Petrangeli, 50 anni, fisioterapista, uccisa dall'ex compagno Gianluca Molinaro, 52, con una fucilata al petto. Di spalla ancora, giustizia, il voto alla Camera, abuso d'ufficio, abolito il reato, l'ANM un errore, Camorra ritorna al 41 bis, le bugie di Sandokan che non si è pentito, signore e signori. Ed ecco qua il Fatto Quotidiano. Ragazzi, mettetevi comodi e aprite bene le orecchie, state a sentire, perché poi ve la leggo sta roba che non lo so, sono senza parole. Lascio a voi il commento. Pronti? Vado, Proposta indecente. Il racconto di un carcerato, la procura di Verona indaga. Chico Forti al detenuto, fai mettere a tacere Travaglio e Lucarelli. Ha promesso favori, un recluso confermato da 2 testimoni rivela: Chico, l'omicida accolto dalla Meloni, voleva aiuto dagli amici calabresi per sbarazzarsi dei 2 giornalisti. Lui rifiutò. Cioè, avete capito bene, il Fatto Quotidiano sostiene che questo detenuto, credo di 'ndrangheta, ma poi vi leggerò il pezzo, sarebbe stato avvicinato da Chico Forti, il quale gli avrebbe chiesto di far fuori, o di mettere a tacere, per la precisione, di mettere a tacere Travaglio e la Lucarelli. Travaglio ha già sporto denuncia, tra l'altro, poi vi leggo il pezzo. Dopo Toti, la legge delega scade già a settembre, Nordio parte col bavaglio e fa dietro front sull'abuso. Il Giornale, elezioni in Gran Bretagna, Londra si consegna alla sinistra, laburisti a valanga, 410 seggi su 650 tornano a Downing Street, conservatori a picco, mai così male, e l'opposizione in Italia esulta. Fotonotizia a centropagina, eccola qua per la gioia di Stevie Griffin, la cantante USA, il ciclone Swift arriva in Italia, Taylor Swift, treni affitti, aumenti stellari. Legge elettorale, Salvini attacca il Quirinale, Meloni si smarca, centropagina, l'abolizione chiesta anche dai sindaci progressisti, la nuova giustizia, via all'abuso d'ufficio. C'è poi un intervento dell'avvocatessa Anna Maria Bernardini De Pace, il caso Fanpage, limiti legali del giornalismo infiltrato e mascherato. Il Tempo, colloquio con Antonio Tajani, spero che Giorgia voti l'Ursula bis, Marina contro di me, siamo amici e non ha mai interferito in Forza Italia, chi parla di inciuci non conosce l'Europa. Di spalla, retroscena, Elli prova il nuovo centro, Renzi ci sta, Calenda no, ma non c'è spazio per tanti centrini, la profezia di Silvio si vince per un 2%. Abbiamo poi il Regno Unito al voto, il Labour ritrovato e la Brexit dimenticata, Gianluigi Paragone, l'Europa e la guerra, dopo Zelensky, Putin, la mossa di Orban, e di spalla, eccolo qua, il tempo di Osho, 5 Stelle all'esame della sinistra UE, Conte si allea con Salis, c'è Fratoianni che sta parlando a tu per tu con Conte, gli dice: o sai te come se occupa una casa? Risposta: no, so solo come se ristruttura gratis. Straordinario, date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, guerra in Ucraina, Orbán da Putin, strappo con l'Europa, e poi ecco l'apertura, voto in Gran Bretagna, onda laburista. Vittoria schiacciante di Keir Starmer, 410 seggi contro i 131 dei conservatori, grazie per la fiducia in un partito rinnovato. Molti ministri di Sunak battuti nei collegi, Reform UK, l'ultradestra di Farage, più forte del previsto con 13 seggi. Lem, il futuro ministro degli esteri, ora nuovo patto con l'UE. Sì, però Starmer ha detto che indietro non si torna dalla Brexit, quindi è inutile che fanno tanto
la festa. Alle 7:59:21 chiudiamo con Stampa, Verità e Libero. Il leader della Lega, la dittatura è delle minoranze, ira della Premier, poi le scuse, Forza Italia non ci rappresenta, Salvini attacca Mattarella. Questa è la Stampa. La Verità, mentre Mattarella scopre la libertà che negava ai Novax, incredibile PD, invoca DPCM, lockdown e vaccini imposti. I ghiacciai in estinzione invece ora crescono. Rapporto dell'ARPA Lombardia smentisce i catastrofisti, mai così tanta neve negli ultimi 10 anni, possiamo tirare sospiro di sollievo. Infine Libero, le accuse di Meloni, avviso di sfratto alla Salis, il premier vergognoso che privilegiati occupino case, assurdo chi viene pagato per scrivere leggi difende che chi viene pagato per scrivere leggi difenda chi le viola, scandaloso che PD e 5 Stelle non dicano nulla. Adesso andiamo in pausa e ci sentiamo Donna Summer, Hot Stuff 1979. Perché? Perché sono rimasti i conservatori una mano avanti e una dietro, nudi come quelli di Full Monty, gli spogliarellisti. E che cavolo, un minimo di concordanza, tra poco. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio.
Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora, avete ascoltato Hot Stuff 1979, Donna Summer in grande spolvero insieme all'immenso Giorgio Moroder. Questi erano i dischi che incideva a Monaco di Baviera, e naturalmente colonna sonora di Full Monty, squattrinati organizzati, no? Questi disoccupati che si inventano spogliarellisti. E mi sa che sono rimasti ormai con una mano avanti e una dietro, vi dicevo, i conservatori in Inghilterra. E infatti andiamo a conoscere chi sarà l'uomo che guiderà il Regno Unito. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 3. Marco Imarisio firma la corrispondenza e il ritratto di Starmer da Londra e scrive: il trionfo di Sir Starmer, l'uomo che non fa promesse e vuole cambiare il paese. Leader minimalista, dice di non sognare. È saporito come un brodino, succoso. Sentite un po' qua. Prima il paese, poi il partito. Anche in una sera del genere, un anticipo di festa, perché solo oggi pomeriggio ci sarà l'ufficialità del cambio di stagione, Keir Starmer non esce da una rigidità che sembra diventata il suo canone abituale. Siamo pronti per governare, ha detto finalmente agli sgoccioli di una campagna elettorale senza storia, come un allenatore di calcio che non nomina la parola scudetto solo dopo la certezza matematica di averlo vinto. Non sarà facile, perché il Regno Unito è davvero in cattivo stato, ma dopo tutti questi anni non farsi trovare preparati sarebbe imperdonabile. Davanti alla Royal Albert Hall, che fu teatro della grande festa del 97, risuona il tormentone di Things Can Only Get Better, la canzone che divenne simbolo del blairismo, scritta nel lontano 93, è tornata d'attualità in queste 6 settimane di comizi e incontri in giro per il paese. Per intenderci, se avete visto The Crown, nell'ultima serie, è quella canzone che canta il ragazzino quando la regina Elisabetta fa l'incubo che Tony Blair è diventato re d'Inghilterra. Things can only get better, just you and me, eccetera, eccetera. Comunque gran pezzo, devo dire, cercatelo su YouTube perché è una bella atmosfera anni 90, al di là del lato politico. Keir Starmer, sentite qua cosa scrive Marisio, non ha un suo inno. In una recente intervista ha dichiarato di non avere neppure un libro o una poesia preferita e di non aver mai sognato in vita sua. La maggiore qualità che gli viene riconosciuta è una forte etica del lavoro. Quando era un giovane avvocato, una volta si immerse così tanto nello studio di una pratica da non accorgersi dei ladri che intanto gli stavano svaligiando la casa dove si trovava. Da oggi tu sarai ufficialmente soprannominato Gallina Strana. Sì, credo che questo sia il giusto soprannome di Keir Starmer, Gallina Strana, proprio in calabrese, Gallina Strana, perché questo sei. Cioè, cavolo, questo non ha un libro preferito, non ha una poesia preferita, non ha mai sognato e per giunta, mentre studiava, gli hanno svaligiato casa. Ma vabbè. Anche se dopo quel che hanno combinato i Tories si trattava di una vittoria inevitabile, bello lo stesso. I volontari in maglietta rossa che risalgono Oxford Street non fanno proseliti tra i passanti. Intorno a loro è business as usual. Recitazione generale del 97 sembra appartenere a un altro pianeta. Forse Keir Starmer è il leader giusto per un paese che si sente tradito dalla politica e da tempo non ripone più aspettative su se stesso. Un paese dove in 10 anni il numero di persone costrette ad affidarsi alle cosiddette banche del cibo è salito da 40.000 a 3 milioni. La sua cautela, la sua refrattarietà agli slogan è semplificata dallo scarno change che si è scelto di persona, cassando le idee più creative dei suoi consiglieri, fanno parte di un atteggiamento volutamente minimalista, come fosse l'unica cura possibile. La stampa vicina ai Tories lo chiama Keir il Molle, ma quando era procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles si fece notare per la durezza con la quale trattava i casi di rivolta nelle strade. Il famoso legge e ordine di Blair come antidoto agli anni sregolati di Jeremy Corbyn, e una volta segretario non ha fatto sconti alla sinistra radicale del partito e gli elementi in odore di antisemitismo, compreso il suo predecessore. Se fosse italiano lo definiremmo un riformista, un esponente della sinistra ai governi, è arrivato tardi alla politica e non l'ha fatto certo per stare all'opposizione. Nel 2021, dopo l'ennesimo rovescio, la sconfitta nell'elezione suppletiva nel collegio operaio di Hartlepool,
stava per tornare agli amati codici. Non capisco cosa ci sto a fare qui, odio fare questo lavoro. Fu la moglie Vittoria, l'anima di sinistra della coppia, a impedirgli di scrivere la lettera di dimissioni. Negli ultimi giorni, consapevole del fatto che i toni bassi possono risultare soporiferi e allontanare dalle urne, Starmer ha cercato di darsi un profilo più fascinoso da vero uomo di potere, cedendo a scelte di immagine come quella di abbandonare l'auto per i viaggi al nord e usare lo stesso jet privato che ha portato in Germania la nazionale di calcio inglese, sempre all'insegna del change, ma adesso che il Regno Unito è cambiato per davvero, comincia la parte più difficile. Quindi immaginate voi che razza di individuo senza sapore che sta arrivando a Downing Street, oddio, da Churchill a questo qua. Si riaccende intanto, il Corriere della Sera poi informa che si riaccende il dibattito a sinistra, Gentiloni, vittoria dei riformisti, le reazioni in Italia, anche per Renzi questo Labour rottama le visioni ideologiche, andiamo a dare un'occhiatina quindi a quello che scrive Gentiloni, eccolo qui, maggioranza schiacciante del Labour dopo 14 anni di governi conservatori culminati con la Brexit. La leadership riformista di Keir Starmer ha riportato la sinistra britannica al governo dopo una lunga fase di radicalismo minoritario. Vediamo un po' che cosa saranno in grado di fare. Andiamo avanti perché gli argomenti sono tanti e oggi il tempo è poco. E andiamo a vedere questa polemica che c'è stata, siamo su Avvenire, che c'è stata tra Salvini e il Presidente della Repubblica, o meglio, ha attaccato il Presidente della Repubblica. Sgarbo di Salvini al Colle, gelo di Forza Italia, Meloni, Mattarella strumentalizzato. Scrive il collega Danilo Paolini da Roma, la visita a Cortina di Matteo Salvini è stata caratterizzata da uno scivolone, non col Bob da Ministro delle Infrastrutture, faceva un sopralluogo al cantiere della pista per le Olimpiadi invernali 2026, ma sul crinale ancora più ripido della politica e dei rapporti istituzionali col Quirinale. Un caso che in serata viene sovrastato dalle parole di Giorgia Meloni, finora rimasta in silenzio, la quale invita a non strumentalizzare le frasi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul rischio di un assolutismo della maggioranza pronunciate mercoledì alla settimana sociale dei cattolici in corso a Trieste. La Premier rassicura di non aver letto un attacco al governo nelle parole del Capo dello Stato, in effetti erano la riproposizione di concetti liberali contenuti nella nostra Costituzione, si spiega al Colle, e prova a chiudere il caso del giorno, riuscendoci se è vero che dal Quirinale si giudica corretta la sua valutazione. Penso che non si faccia un favore alle istituzioni di questa Repubblica se ogni cosa che dice il Presidente viene strumentalizzata come fosse il capo dell'opposizione, ha sostenuto la Premier. Il discorso del Presidente era un discorso sulla democrazia, era un discorso molto alto ed è un discorso che condivido, perché se è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri, non esiste neanche un assolutismo nelle maggioranze ed è per questo che ci sono contrappesi nei sistemi democratici. Molto meno diplomatico, in mattinata era stato il leader della Lega. Assolutismo? Siamo in democrazia, il popolo vota e il popolo vince. Non faccio filosofia ma politica. Semmai qui c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario. Più tardi dal Carroccio hanno cercato di porre rimedio spiegando che Salvini ha grande stima del Presidente della Repubblica e che la sua riflessione non era indirizzata al Capo dello Stato. Ma il danno ormai era fatto, come testimonia il gelido commento del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, in questi giorni già in tensione con l'alleato per altre ragioni, come l'emendamento leghista che riporterebbe in carcere le detenute incinte o con figli minori di 1 anno, o la proposta di alzare il tetto degli introiti pubblicitari alla RAI. Il capo dello Stato va sempre rispettato, se è limitato a dire il leader azzurro e ministro degli esteri. Poche parole che pesano molto. Voi dite la vostra al 340-670-9659 e commentate con le vostre zappe, potete mandare anche degli audio e noi naturalmente, è vero, ci allineeremo come un solo uomo. Cosa volete? Allora, io vi leggo adesso questa, come si dice, questa, eccolo qua, questa vera e propria rivelazione da parte del Fatto Quotidiano, l'inchiesta, la richiesta in cella ad un altro carcerato, Chico Forti mette a tacere Travaglio e la Lucarelli.
Sentite un po' qua che cosa scrive Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano di stamattina. Mettere a tacere Travaglia e Lucarelli più un'altra persona, il tutto in cambio di futuri favori quando sarà libero e, dice lui, potrebbe candidarsi perfino col centrodestra. È la richiesta che l'ergastolano Chico Forti avrebbe rivolto a un altro detenuto nel carcere di Verona, dove l'ex velista è recluso dal maggio scorso, quando è stato estradato dagli USA e accolto col tappeto rosso da Giorgia Meloni. Lo ha raccontato il suo interlocutore, un garante dei diritti dei detenuti che frequenta il penitenziario. La vicenda poteva rimanere chiusa tra quelle quattro mura. Invece il detenuto destinatario della proposta indecente, che si trova in custodia cautelare, ha pregato il garante di avvertire il direttore del fatto, il quale ha subito segnalato la vicenda alla Procura di Verona, dove il procuratore capo Raffaele Tito ha aperto un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati né reati. Chico Forti non è iscritto, ma sulle sue parole riferite dal detenuto sono in corso gli accertamenti del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona. Nel frattempo i testimoni sono stati interrogati. Sia il garante, sia il detenuto, sia un altro recluso presente al colloquio hanno confermato la circostanza. Chico Forti, a quanto pare, insomma, dopo appunto questa lunga detenzione che viene riassunta dal Fatto, dice il 18 maggio 2024 atterra poi all'aeroporto di Pratica di Mare, accolto dalla stessa Premier e dalle ovazioni degli innocentisti. Diversi anni seguivo le vicende del suo caso, ha detto la Premier, conosco la sua famiglia, sono contenta per una madre che può riabbracciare il figlio, sono contenta di aver mantenuto l'impegno, sono riuscita dove altri non sono riusciti. È una bella pagina per il governo. Dopo un passaggio a Rebibbia, Forti viene trasferito nel carcere di Verona e gli va molto meglio che in America. Mi hanno accolto come un re, racconta in TV a Bruno Vespa. Quando sono arrivati in carcere mi hanno detto c'è il comandante che vuole parlarle. Pensavo fosse un agente della penitenziaria, invece mi si è presentato Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, e mi ha detto Chico sei il mio eroe. E invece nel carcere di Verona, che conosce un altro detenuto, un soggetto di cui non citiamo il nome per non esporlo, che si trova lì da marzo 2023 per una misura cautelare messa dal Tribunale di Torino. È accusato di truffe e rapporti con una struttura delocalizzata e territoriale dell''ndrangheta locale nel territorio di Ivrea. La locale è l'equivalente della cosca nella mafia, così ci capiamo prima. Anche se non risulta affiliato né coinvolto in fatti di sangue. Nell'ordinanza il GIP lo descrive come un soggetto con indiscussa abilità nell'eludere le proprie responsabilità e nel mostrare falsi segnali di resipiscenza o comprensione del disvalore dei fatti commessi. In ogni caso il processo per le accuse della Procura di Torino è ancora in corso in primo grado. Eppure, quando nei giorni scorsi il detenuto ha ricevuto la richiesta di Chico Forti, l'ha subito respinta e ne ha parlato al garante. E cosa gli ha raccontato? Che era entrato in confidenza con Forti, assiduo frequentatore delle sue spaghettate in cella, il quale gli avrebbe detto tu parla coi tuoi amici per mettere a tacere Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, più un terzo personaggio di cui non ricorda il nome, ossia gli unici commentatori che hanno polemizzato con l'accoglienza riservatagli dalla Premier e con l'innocentismo acritico di alcuni media e programmi TV. In cambio Forti avrebbe promesso di non dimenticarsi di lui e dei suoi amici in futuro, quando finirà di scontare la pena o otterrà l'annullamento della condanna, avrebbe aggiunto, conta di entrare in politica col centrodestra e ricompensarli con altri favori. Fonti di Fratelli d'Italia, sentite dal Fatto, smentiscono di aver mai preso in considerazione l'ipotesi di una sua candidatura. In ogni modo, quella è la versione del detenuto che prega il garante di mettere in allerta Travaglio, il quale gira la segnalazione alla procura perché verifichi se contenga qualcosa di vero. Il procuratore Raffaele Tito apre il fascicolo, al momento ribadiamo senza indagati né reati, e delega le indagini al nucleo investigativo dei carabinieri che svolgono i primi accertamenti e ascoltano i primi testimoni. Il garante conferma il racconto del detenuto così come l'ha ricevuto. Il detenuto avvicinato da Forti ribadisce l'episodio spiegando di averla respinta e di essersi allarmato per l'incolumità di Travaglio, Lucarelli e del terzo personaggio in viso a Forti, di cui non riesce a ricordare il nome perché a lui sconosciuto. Viene infine sentito un secondo detenuto che avrebbe ascoltato le parole dell'ergastolano. Sulle prime prova a minimizzare, ma alla fine conferma la sostanza della versione del detenuto. A quel punto
La procura fa stilare una relazione di servizio dell'arma e la inoltra al Tribunale di Sorveglianza, il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, la Procura di Torino che indaga sul detenuto e il prefetto di Verona per le esigenze di sicurezza delle 3 vittime in pericolo. Chico Forti, ripetiamolo, non è iscritto per alcun reato. Il tentato omicidio richiede attività più avanzate di quelle che emergono in questo caso. L'istigazione a delinquere necessita di una pubblicità che qui non c'è e in Italia non esiste il delitto di conspiracy, punito molto severamente negli USA. L'unica fattispecie al momento ipotizzabile, ma non lo è l'articolo 115 del Codice Penale, accordo per commettere un reato, che però se 2 o più persone si accordano per commettere un delitto che poi non viene commesso, non prevede alcuna pena. Qualora invece l'istigazione non sia stata accolta e si sia trattato di istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza, come la libertà vigilata per chi ha piede libero, o come altre misure restrittive per i detenuti, che però appunto spettano al giudice di sorveglianza. Ieri abbiamo contattato i legali di Forti, Joe Tacopina e Carlo Dalla Vedova, anticipando loro l'oggetto del nostro articolo e chiedendo di essere contattati per un'eventuale replica. Non abbiamo ottenuto alcuna risposta. Ma certo, uno che arriva da 26 anni di carcere americano, giusto appena torna in Italia, gli viene in testa di chiedere all''ndrangheta di far fuori qualcuno. Non lo so, vi dico la verità, io mi pongo questa domanda davanti a questo fatto. Poi ripeto, ci mancherebbe, la libertà e la vita degli altri sono valori intangibili, questo è fuori discussione. Per cui solidarietà sia alla Lucarelli che a Travaglio, ma resta il fatto che io mi pongo questa domanda dopo 26 anni che hai passato rischiando di andare alla forca, insomma alla pena di morte per quello che ti è successo, per quello di cui sei accusato. Vieni in Italia, arrivi e la tua prima cosa che chiedi è di chiedere all''ndrangheta di astutare Travaglio e la Lucarelli e un altro di cui peraltro questo non ricorda il nome? Punto di domanda. Va bene, andiamo avanti con il drammatico femminicidio che è avvenuto in quel di Roma. Sono le 8:23 però, noi ci fermiamo a questo punto. Pierluigi Magnaschi e poi un breve qui Parlamento. Quando siete pronti andiamo pure con Magnaschi, prego. Giorgia Meloni, a proposito dei video di fanpage che ritraevano giovani romani di Fratelli d'Italia che inneggiavano il fascismo, il nazismo, l'antisemitismo e al razzismo, aveva sbagliato il passo, nel senso che se l'era presa con la libertà di informazione più che con i suoi giovani militanti. L'aveva cioè con lo strumento, il video di fanpage, più che con le situazioni aberranti che tale strumento aveva ripreso. Adesso fortunatamente Meloni ha cambiato posizione, infatti in una lettera agli iscritti al suo partito ha detto: in Fratelli d'Italia non c'è spazio per i totalitarismi del Novecento. I partiti di destra italiani hanno fatto i conti con il passato e con il ventennio fascista già 10 anni fa. Meloni ha poi aggiunto: non hanno quindi più senso da noi nostalgie e atti di rievocazione del ventennio da parte di una forza politica, Fratelli d'Italia, che ha solo pochi anni di vita. La conclusione di tutto ciò è che i video di fanpage hanno fatto bene a Fratelli d'Italia e al Paese. La libertà di informare è sempre utile. La polvere, quando non è peggio, non va mai nascosta sotto il tappeto. Giorgia Meloni, a proposito dei video. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Qui Parlamento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Per la prima volta dal 1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. Lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario. E lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions.
E allora rieccoci, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, rassegna stampa, ma al telefono noi abbiamo niente po' di meno che il co-conduttore di Chilometro Zoom, Lorenzo Viviani. Buongiorno, the day after. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Antonino, come ti sei risvegliato stamattina? Ma devo dirti la verità, dopo un sonno molto profondo mi sono risvegliato perché ieri ero veramente ridotto una pezza, un po' per il caldo, un po' per la stanchezza, però siamo riusciti a portarla a casa, è stata ovviamente molto emozionante. Ecco, vi faccio vedere intanto la foto della premiazione che è qua adesso sulla pagina Facebook del sottoscritto, ma anche della radio. Eccoci qua in tutto il nostro splendore. Voglio salutare anche l'amico Fabrizio, l'amico Francesco Santoro. Senti, tu cosa vuoi dire? Dici. Niente. Dovete sapere che era stanco Antonino, perché la sera prima non ha chiuso occhio, perché era emozionatissimo, ma diciamo che sei stato veramente formidabile ieri. Sì, ringraziamo il nostro amico Fabrizio Santori, che è veramente stato una persona eccezionale, perché ci ha fatto anche un incipit meraviglioso, anche diciamo un po' emozionante, perché ha specificato anche l'uso quasi civico, il fatto che siamo gli unici a parlare di alcuni argomenti, quindi devo dire la verità, mi ha fatto molto piacere, perché è un po' anche la mission di questa trasmissione. Poi devo dire la verità Antonino, finché mi dicevano questo microfono d'oro, non conoscevo il premio, ho detto chissà dove andiamo a finire, ma chissà chi ci premia. Invece erano tutta gente, diciamo che io e te eravamo i più sconosciuti forse, quindi Sì. È stato anche bello, perché c'era veramente un parterre di radiocronisti, musicisti, persone diciamo famose a livello romano e nazionale, quindi insomma è stato un onore per noi, ma soprattutto penso per Radio Libertà che si merita 1000 di questi premi, e forse lo meritava sicuramente prima, ecco. Questo sicuramente, e poi dimostra anche la qualità e la serietà di questa radio, che non è lo stereotipo della radio con l'elmo vichingo in testa, rutti e scorregge, che viene tramandato da qualche fenomeno. Noi siamo una radio seria, credo che lo stiamo dimostrando, e il fatto che ci abbiano dato questo premio non è tanto per la nostra vanità, chi se ne frega della nostra vanità, Certo. ci possono cacciare a calci nel sedere quando vogliono da questa radio, ma quello che resta è il premio, perché conferma il fatto che tutto il collettivo lavora per offrire un prodotto di qualità. Poi si può essere d'accordo oppure no, si può essere delle stesse idee politiche oppure no, ma noi il nostro impegno e la nostra faccia ce la mettiamo. Ma sì, ma hai perfettamente ragione, ma l'intuizione anche di Giulio nel portare alcuni argomenti alla ribalta nazionale, fammi dire, è sempre stato qualcosa che ha contraddistinto questa radio, ripreso naturalmente dal direttore Giovanni Sallusti, ma da tutta la redazione, quindi contenuti di ultra qualità. Insomma, io lo sai che amo questa radio, mi accompagna in tutta la giornata, mi sono svegliato stamattina con Antonino Danna e mi porta fino a là. Ci sentiremo, sono orfano di Antonino stasera, non so come fare, guarda, sono qua in panico totale, mi devo costruire ancora una scaletta decente, però cercheremo di sopravvivere lo stesso, anche perché dovete sapere che dopo il premio, naturalmente, come le migliori cose, io e Antonino ci siamo litigati, ci siamo separati in casa per tutto il mese di luglio, poi chissà, torneremo magari insieme, ritroveremo l'amore. No, veramente semplicemente una pausa di riflessione, no, scherzi a parte. La pausa di riflessione no, è bruttissima. La pausa di riflessione è quasi sempre l'anticamera della piramide, quindi c'è niente da fare del 2 di picche e della dismissione. No, scherzi a parte. Bravo. Semplicemente io sono qua che faccio ovviamente il mio lavoro di supplente, ma vedrai che ti andrà benissimo. Poi pensa, quando io ho cominciato Zoom pensavo che non sarei durato massimo 2 settimane, e dopo Giulio mi avrebbe detto sì, va bene la simpatia, ma vattene via. E invece abbiamo chiuso per adesso a quota 825 puntate,
Pensate che nella prossima stagione, il 13 di giugno 2025, le puntate saranno 1000, quindi... Fammi dire, e poi chiudo perché vi lascio naturalmente la rassegna stampa, perché siamo già lodati, imbrodati troppo, Sì. però io devo ringraziare te, Antonino, perché naturalmente io sono un po' un dilettante allo sbaraglio, quindi stare con te mi è servito tantissimo, mi hai fatto un po' di scuola. Ora anche te non eri magari un super esperto, però sicuramente un affermato giornalista, quindi stare con te, diciamo, è stata una bella scuola divertente, quindi sono stati anni che ho passato di impegno, sicuramente, perché tutti i venerdì non è stato facile con la vita movimentata che faccio, però devo dire la verità che è stato divertente, è una scuola stare con te, con Giulio e con tutta la relazione della libertà. Ci sentiamo oggi pomeriggio, dalle 18 in poi. Ciao a tutti, ciao Antonino. Grazie Lorenzo, ciao, ma io veramente non ho niente da insegnare a nessuno, per cui in realtà abbiamo appreso assieme. Noi qualcosa abbiamo dato a questa radio, sicuramente tutti assieme, ma tanto abbiamo ricevuto, questo è giusto dirlo e si deve dire, perché questa è una società nella quale la parola grazie non si usa più, si usa solo la parola ancora e si pretende per giunta, e non è il caso. A proposito di quotidiani, ma io non vi ho letto Italia Oggi di oggi, eccola qua, abuso d'ufficio, giù il sipario, che è in seconda lettura l'articolo 1 del DDL Nordio che ne prevede l'abrogazione, ma nel DL Carcere Sicuro c'è il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili. Ascolti primo semestre, RTL 102.5 prima nel giorno medio, DJ nel quarto d'ora, fisco al traguardo i primi 14 decreti della riforma Leo, quelli a costo zero, per gli altri bisogna trovare i soldi. Pattarini a pagina 11, l'estate è salva, la presenza di turisti stranieri al mare aumenta il 12%, e poi c'è diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, che stavolta però è dedicata ad Elena Beccalli, che è la nuova rettrice dell'Università Cattolica. L'Università Cattolica per la prima volta nella sua storia ha un rettore donna, e Elena Beccalli, già preside della Facoltà di Scienze Bancarie e Finanziarie, anche questo da sempre settore presidiato agli uomini. L'Università Cattolica è un organismo importante, ha 70.000 studenti, più sedi in Italia, uno degli ospedali più prestigiosi di Roma, il Gemelli. Nello stesso giorno è stata nominata Maria Pierro, presidente dell'Università dell'Insubria, cioè del nord della Lombardia. Poco tempo fa Donatella Asciuto era stata nominata rettore del Politecnico di Milano, il più rinomato in Italia e fra i primi al mondo. È un rettore donna anche Giovanna Iannantuoni dell'Università Bicocca di Milano, e Marina Brambilla da parte sua è il primo rettore donna nella Statale di Milano. Le donne in Lombardia quindi non hanno più recinti, assumono sempre più responsabilità apicali. Non dimentichiamo, per capire il percorso che hanno fatto, che in Italia alle donne è stato concesso il diritto di voto solo 78 anni fa, ed è proprio così. Allora, noi continuiamo, vi stavo dicendo di questo drammatico femminicidio, perché purtroppo non fai a tempo come possiamo dire, non fai a tempo a festeggiare una cosa del genere, che naturalmente poi arriva la realtà e ti riprende e ti fa impazzire, detto tra noi, perché sono schiaffi proprio a mano aperta, schiaffi come questo femminicidio che è avvenuto giusto ieri. Adesso troviamo la notizia qui su dov'è? Eccolo qua, pagina 16 del giornale, Roma. Omicidio fuori dalla clinica Villa Sandra, fucilata alla ex in strada, poi va a costituirsi in caserma. La vittima aveva 50 anni, colpita un braccio al petto. La compagna precedente l'ho convinto io a consegnarsi. Amore, mamma adesso ti viene a prendere. Fa appena in tempo a salutare il figlio di 9 anni, Manuela Petrangeli, 50 anni, fisioterapista, che le si accosta una smart grigia guidata dall'ex compagno Gianluca Molinaro, 53 anni, OSS al Don Guanella, in braccio un fucile a canne mozze e spara. Un proiettile colpisce la donna a un braccio, Manuela corre, si ripara dietro un'auto parcheggiata, un secondo colpo le trapassa il petto. Poi la fuga dell'omicida per le strade di Casetta Mattei. Mentre le colleghe della vittima chiamano aiuto, l'uomo telefona alla prima compagna, madre della sua prima figlia, che lo convince a costituirsi. Mi ha chiamato poco dopo le 14, mi ha detto: le ho sparato, pensavo di essere finita in un incubo. Racconta Deborah Notari, ex di Molinaro, operatore sociosanitario, che nel pomeriggio si presenta alla caserma dei carabinieri di Casalotti col fucile.
L'ho convinto io ad andare dai carabinieri, voleva ammazzarsi, mia figlia non sa niente, con lui aveva rapporti non buoni. Ma un conto è un padre che non paga gli alimenti e un altro è un padre assassino. Era l'ultimo giorno di lavoro prima delle ferie a Villa Sandra per Manuela. Era felice anche per la recente assunzione a tempo indeterminato dopo anni di precariato. Non c'erano avvisaglie, Manuela era una persona solare, bravissima, professionista che amava suo figlio. Si trovava con altri colleghi quando è stata colpita, spiega una donna. Una nostra amica che era con lei ha provato a rianimarla, ma è stato tutto inutile, aveva le mani insanguinate. Dio santo, veramente, non ho parole, ragazzi, non ho davvero parole davanti all'idiozia e al male che c'è in giro. Allora, chiudiamo adesso questa rassegna stampa perché siamo un po' di fretta, vi ripeto. Il professor Pezzani lo chiamiamo alle 9, chiedo scusa al professore se lo facciamo aspettare ancora qualche minuto perché chiudiamo la rassegna stampa e poi alle 9 abbiamo questa conversazione ovviamente come sempre interessante col professor Pezzani e andiamo a vedere che cosa sta facendo invece Orban. Ecco qua la verità. Orban che ha deciso di volare a Mosca, eccolo qui, sulla verità. Salvatore Drago ne scrive a pagina 6, dopo Zelensky Orban va da Putin, lui insorge non a nome nostro, bilaterale con Mosca dell'ungherese, presidente di turno dell'Unione. Michel furioso. Solo pochi giorni dopo la sua visita a sorpresa a Kiev di martedì scorso, Viktor Orban dovrebbe recarsi domani, cioè oggi, a Mosca. E la notizia sganciata nella tarda serata di ieri su X dal blogger inglese Szabolcs Pani, ungherese, scusate, un'indiscrezione non confermata ma neppure smentita né da Budapest né da Mosca, ma che, qualora trovasse riscontro, significherebbe il primo colloquio faccia a faccia tra Vladimir Putin e un leader di un paese UE da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina. Nel riportare la notizia, Pani ha fornito alcuni dettagli che lasciano pensare che non si tratti di una fake news. Un aereo del governo ungherese ha viaggiato ieri da Budapest a Mosca ed è tornato indietro, trasportando una parte della delegazione di Orban. Forse il ministro degli esteri Peter Szijjártó, che probabilmente si trova già lì, si legge nel poster del blogger ungherese, che cita tra le fonti alcuni funzionari dell'UE. La voce di un imminente incontro bilaterale tra Orban e Putin è rimbalzata immediatamente in tutte le cancellerie europee, in particolare a Bruxelles, dove il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è intervenuto con un secco commento pubblicato su X. La presidenza di turno dell'UE non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Unione Europea. Il Consiglio europeo è chiaro, la Russia è l'aggressore, l'Ucraina è la vittima, nessuna discussione sull'Ucraina può aver luogo senza l'Ucraina. La visita al Cremlino del premier ungherese, che ha appena rilevato la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea dal Belgio, segue a stretto giro di posta quella compiuta 3 giorni fa a Kiev da Volodymyr Zelensky, in cui a farla da padrone era stata una freddezza generale tra i due leader, risolta in un botta e risposta sul tema della guerra. Con Orban, che ha chiesto un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di pace, e il presidente ucraino, che ha ribadito che Kiev parlerà solo di pace giusta, sottintendendo tra le righe che la richiesta di un cessate il fuoco andrebbe fatta a Mosca. Indicazione o provocazione che il presidente ungherese appare abbia preso seriamente in considerazione, almeno fino a prova contraria, che avremo se e quando il bilaterale avrà avuto luogo. Vedremo anche qui. Andiamo a vedere la questione dell'abuso d'ufficio. Eccolo qua, che ora è le 8:45. Acceleriamo un pochettino. Voi, vi ripeto, aspettiamo le zappe al 340 670 9659 se avete voglia, e andiamo a vedere l'abuso d'ufficio. Dove sarà? No, qua non c'è, lo dobbiamo recuperare su Il Giornale. Ecco qui, vediamolo un po' dov'è. La nuova giustizia, sì, ci siamo, a pagina 13. E andiamo a pagina 13. Olè. Riforma, arriva il sì della Camera, scrive Il Giornale, la collega Laura Cesaretti, abolito il reato d'abuso d'ufficio. Con la maggioranza votano a favore anche Italia Viva e Azione.
Una norma sull'indebita destinazione di denaro scatena la sinistra. Con 170 voti a favore e 77 contrari, l'Aula della Camera ha varato ieri l'articolo del DDL Giustizia che cancella l'abuso d'ufficio, norma che risale al fascistissimo codice Rocco del 30 e che secondo i supporter PMNM in prima linea sarebbe essenziale per combattere i reati contro la pubblica amministrazione, ma che negli anni è stata troppo spesso usata nella sua vaghezza perché investe ogni sfumatura dell'attività amministrativa per paralizzare o addirittura far fuori attraverso processi che nella grande maggioranza dei casi finivano dopo lustri nel nulla gli amministratori eletti. Non a caso i primi a chiederne a gran voce l'abolizione sono stati sindaci e amministratori della sinistra, tacitati però dalla linea del Niet scelta dal PD di Elly Schlein. Così ieri a sostenere la modifica insieme alla maggioranza sono stati solo Italia Viva e Azione. Questo provvedimento, ha spiegato in aula Enrico Costa, che riprende e accoglie molti temi che avevamo sollevato molto prima che il disegno di legge venisse approvato dal Consiglio dei Ministri, a cominciare dall'abuso d'ufficio, per dire basta a una scorciatoia giudiziaria con cui si utilizza il codice penale per abbattere l'avversario politico. Intanto però scoppia la polemica sulla nuova norma infilata nel decreto sul sovraffollamento carcerario varato mercoledì, che introduce la fattispecie di indebita destinazione di denaro da parte di pubblici ufficiali. Mentre si abolisce un reato contro la PA, se ne introduce un altro, accusa in aula l'ex guardasigilli PD Andrea Orlando. Forse per compensare la cancellazione dell'abuso d'ufficio? O perché non vi eravate accorti che stavate creando un vuoto normativo? Il ministro Nordio nega che si tratti del medesimo abuso d'ufficio che uscito dalla porta rientra alla finestra, come accusano le opposizioni, e spiega in Transatlantica un'ipotesi totalmente diversa perché è diverso il bene protetto. Qui si parla di distrazione, che significa veicolare risorse che hai a disposizione verso una destinazione non fisiologica. Niente a che vedere con l'abuso d'ufficio, che prescinde dalla distrazione. In aula, durante l'esame del DDL Nordio, molti esponenti dell'opposizione hanno chiesto la sospensione delle votazioni e un informativo urgente dello stesso ministro. Vogliamo sapere se quello che stiamo discutendo si sovrappone alla nuova versione presa dal governo, alla nuova decisione presa dal governo, dice la capogruppo PD Chiara Braga. Il ministro poteva venire in commissione e proporre un emendamento se voleva introdurre una nuova fattispecie. Invece avete avuto paura del confronto e cercato la scorciatoia del decreto, argomenta la 5 Stelle d'Orso. E scontro anche sul DL Carceri, l'emergenza sovraffollamento divide maggioranza e opposizione. Per la sinistra l'iniziativa del governo è inutile, non si capisce quanto è grave la situazione, dice Maggi di Più Europa. Per Forza Italia è un primo passo importante, il vice ministro Sisto non esclude l'appoggio alla legge proposta da Giachetti, Italia Viva, per l'uscita anticipata dei detenuti in fine pena, che piace al PD, ma non ai 5 Stelle. Allora, adesso noi chiudiamo la rassegna stampa perché sono già le 8:50, così poi mandiamo un po' di musica e recuperiamo il professor Pezzani, con l'apertura di Libero. Chiudiamo con un po' di cabaret, vi va? Non per Libero, ci mancherebbe, che è un giornale serio, ma per la vicenda che viene raccontato. Michele Zaccardi scrive: considero vergognoso che dei privilegiati occupino abusivamente delle case destinate alla povera gente. Decide di non citarla direttamente, ma il bersaglio di Giorgia Meloni è chiaro. L'europarlamentare appena eletta con la lista AVS Ilaria Salis. L'anarchica con la passione per le case degli altri. Considero vergognoso che chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi faccia apologia della violazione delle leggi, aggiunge il Premier, ricordando che la proprietà privata è sacra e inviolabile. Per questo non può che stigmatizzare le affermazioni di chi, come l'anarchica folgorata sulla via di Bruxelles, fa apologia dell'esproprio proletario e istiga al racket delle occupazioni abusive. Ospite di Paolo Del Debbio a diritto e rovescio, in onda su Rete 4, Meloni prima va all'attacco della sinistra, soprattutto PD e 5 Stelle, per lo scandaloso silenzio sull'affaire Salis, prima di rivendicare gli interventi del governo per contenere la piaga dell'abusivismo che danneggia in particolare chi ha diritto a un alloggio popolare, ma se lo vede sfilare da sotto il naso da centri sociali e movimenti per la casa. In uno dei disegni di legge in materia di sicurezza, ricorda il Premier, c'è una norma che introduce un nuovo delitto, l'occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui.
punita col carcere da 2 a 7 anni. D'altra parte, i risultati testimoniano l'impegno del governo, se è vero, come sottolinea la Meloni, che negli ultimi 20 mesi sono stati liberati 150 palazzi occupati, per un totale di oltre 1.100 appartamenti popolari. Insomma, il succo e il ragionamento del Premier: c'è chi combatte il racket degli abusivi e chi, pagato con i soldi degli italiani, quel racket lo istiga. Quindi questo vi dovevo, e tanto vi dovevo. Allora, bella gente, adesso noi chiudiamo quindi qui questa rassegna stampa odierna. Eccolo qua, sto avviando la webcam e direi che possiamo togliere la condivisione dello schermo. Eccoci qua, mi potete, credo, vedere. E allora, bella gente, noi adesso mandiamo un bel pezzo musicale che ora non mi ricordo più come quale avevo scelto, ora ve lo dico però qual è. Gli Hot Chocolate, Everyone's a Winner 1978, ognuno di noi è un vincitore, certo che lo siamo, oggi lo siamo davvero tutti. E poi c'è il professor Fabrizio Pezzani, a tra poco.
professor Pezzani non ce l'abbiamo, per cui 0292947222, il telefono da questo momento è aperto. Siete tranquillamente liberi di dire la vostra, potete commentare le notizie che abbiamo dato questa mattina in rassegna stampa, cominciando appunto dalla vittoria valanga dei laburisti di Keir Starmer, di questo personaggio completamente incolore. Io me lo immagino veramente come Kripstak e Petrektek, veramente uno così che non sogna, non ha un libro preferito, non ha una poesia del cuore, e gli hanno pure svaligiato casa mentre studiava una causa. Ma vi rendete conto che personaggio si troverà a guidare un paese come l'Inghilterra? Io davvero non mi ci raccapezzo più. Raccontano le cronache che un bel giorno Churchill, completamente puzzolente di alcol e con il suo sigaro in bocca, era al Parlamento inglese subito dopo la guerra, quindi quando lui aveva perso la guida del governo. A un certo punto venne avvicinato da una collega laburista che gli disse: Winston, se tu puzzi, è cosa che fa ancora più schifo, sei addirittura ubriaco. Allora lui rispose: sì, è vero, puzzo di alcol e sono vergognosamente ubriaco, ma vedi, io domattina mi alzerò e sarò perfettamente sobrio. Tu brutta sei e tale resterai. Viva l'amore. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Oh, buongiorno, una radio senza censure finalmente. Io sono Giorgio da Monza e volevo farvi una domanda. È uscito un articolo molto diffamatorio nei confronti dello Stato di Israele su Il Manifesto e volevo sapere se ne avete parlato, perché si parla di sistematiche torture nei confronti dei prigionieri, braccia amputate, mancate cure, quindi volevo sapere se ne state parlando e anche magari di quella confisca di terreni che è avvenuta nella Valle del Giordano con decreto legge, perché mentre tutti sono occupati a guardare Gaza, lo Stato di Israele a quanto pare sta continuando a rubare terra ai legittimi proprietari. Aspetto una risposta, grazie. E tu continua a tifare per Gaza, vai tranquillo, che Hamas ti aspetta. Andiamo avanti, che abbiamo cose più serie di cui occuparci. Vediamo un po' che cosa c'è di interessante. Allora, ansa.it. Nel frattempo il telefono è sempre aperto, 0292947222. Trionfo quelli che fanno queste telefonate non si rendono conto di una cosa. Israele è uno Stato che ha certamente i suoi difetti, sbaglia, quello che volete. Detto ciò, poi parliamo di queste torture, se ci sono, se non ci sono e così via. Resta un fatto. Il fatto è che o si estirpa Hamas dalla faccia della terra, oppure quello che viene dopo è la fine dell'Occidente, è il crollo dell'Occidente. Questo non giustifica gli eventuali errori di Israele, ma Israele, a differenza di Hamas, è una democrazia e nelle democrazie gli errori si possono sempre rimediare. Nei regimi terroristici che predicano la distruzione e l'annientamento dell'Occidente, questo invece non accade. Adesso andiamo in pausa e poi Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, 1975, telefono aperto 029294 7222, zappe 340 670 9659. Tra poco. Per la prima volta dal 1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. E lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi! Voi siete i campioni!
perché dovremmo lasciarci? Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, le 9:03 minuti e 34 secondi in questo venerdì 5 luglio dell'anno del Signore 2024. Passa il tempo, è già andata via una settimana di rassegna stampa a cura del sottoscritto. Nel frattempo una notizia di servizio: stop emissione di cenere, ma è chiuso l'aeroporto di Catania. La SAC, società che gestisce appunto l'aeroporto Etneo, informa che la pista è sporca e inagibile. Si stima una riapertura dell'aeroporto di Catania alle 15. La SAC, scrive l'ANSA, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che stamane è terminata, l'unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori spazio aereo B2 e B3. La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica, pertanto sono sospesi arrivi e partenze. Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15. Quindi se siete diretti a Catania o se siete diretti o se state partendo da Catania, sappiate che prima delle 3 non potrete volare, prima delle 3 di oggi pomeriggio. Invece abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao grande, dimmi tutto. Vorrei ricordare a tutti chi è dalla nostra parte e chi è contro la nostra parte, chi è collegato al mondo e chi è scollegato al mondo, che se esistono i diritti umani, i diritti di ognuno di noi, libertà di coscienza, libertà di espressione, libertà di fare le cose, naturalmente stando sempre nei limiti della legge, certo, lo si deve all'Occidente. Perché nelle altre civiltà, io con questo non le disprezzo, ci mancherebbe altro, i diritti umani non esistono, non esiste il diritto della persona. Guardate ad esempio la Cina, guardate la Corea del Nord, guardate anche le repubbliche, chiamiamole presunte repubbliche sudamericane, dove ci sono dei presidenti che non sono altro che una sorta di dittatori o comunque autocrati. Guardiamo la stessa Russia. Io posso anche avere simpatia per il popolo russo, però non c'è niente da dire. Cioè nelle altre civiltà, anche in Africa ad esempio, che ci sono degli pseudo presidenti che anche lì molto spesso sono dei dittatori, degli autocrati, e gli esempi li puoi fare tu che sei un giornalista e che segui meglio di me queste cose. Quindi sicuramente l'Occidente ha le sue colpe, ha le sue esagerazioni con i diritti individuali con i quali si cerca di controllare l'intera nazione per i diritti cosiddetti delle minoranze. Ma se non ci fosse l'Occidente, ragazzi, penso che saremmo ridotti a come era il mondo 200 anni fa, una elite ristrettissima di persone che fanno quello che vogliono e praticamente angariando, sottomettendo tutto il resto della popolazione. Il diritto di voto è nato qui, non è nato in Cina, non è nato in Sud America, non è nato in Asia. Non è nato in Russia. La Russia fino al 1905 c'aveva ancora i servi della gleba. Esatto, quindi noi grazie a questi diritti noi possiamo anche criticare l'Occidente. Provate a pensare chi critica il governo cinese, chi critica la Nord Corea, chi critica la Russia, chi critica anche il mondo islamico. Quindi, ragazzi, teniamocelo stretto questo Occidente, contestiamo ciò che è sbagliato, ma non sputiamo sull'Occidente. Sì, ma sai soprattutto una cosa, chi è che ci dobbiamo tenere stretti? I ragazzi di 18-20 anni che si infilano nei tunnel di Hamas e rischiano la vita e muoiono, perché se cadono quelli, dopo tocca a noi. Questo non è un concetto che viene capito, purtroppo. Questo è sicuro, cioè Israele è l'avamposto dell'Occidente. Qualche anno fa, quando venne detto, chi lo disse venne criticato dicendo che non era vero, ma voi proviamo a pensare, cioè i musulmani che devono morire per Allah, perché Allah lo vuole, che è giusto morire per Allah e che si va in paradiso per le cosiddette 77 vergini e tutto il resto,
Com'è considerata la vita nell'Islam? Com'è considerata la vita in Cina? Com'è considerata la vita in tanti altri paesi cosiddetti, cioè i BRICS? Com'è considerata? Niente. Almeno da noi la vita è considerata. È un bene prezioso che non è considerato tale per tutto il resto del mondo non occidentale. Lascio spazio agli altri, Antonino. Ti saluto. Ciao. Grazie a te per avercelo ricordato. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Dottore Danna, sono io. Oh, Vittorio carissimo, buongiorno. Io ogni tanto, vede, raramente chiamo alla radio per non lasciare libero agli altri. Intanto te faccio gli auguri, perché quando l'ho detto io ed è registrato, tu hai detto sempre tu sei il numero uno. Questa è una radio culturale e quindi meritatamente hai preso il microfono. Su questo non ci piove, va bene? Solo che siamo un po' sparsi come radio. Dimmi. E che? C'è saltato Vittorio. Abbiamo perso Vittorio. Niente, richiama. C'è? Pronto? No. Niente, Vittorio stava dicendo qualcosa, ma il telefono non ci ha aiutati, ahimè. Ogni tanto il telefono è una grandissima invenzione. Quando funziona e quando qualcuno ti risponde, già che ci siamo. Vediamo un po' che cosa mi dice la regia. Oh, abbiamo il professor Pezzani al telefono. Professore, buongiorno. Pronto? Regia, qui non arriva il professor Pezzani. Ai. Allò? C'è nessuno? Secondo Antonino abbiamo problemi col telefono. Vai tranquillo, abbiamo tutto il tempo. Intanto vi stavo dicendo, mentre aggiustiamo le questioni telefoniche, non ho intenzione di andarmene, scrive Lanza. Lo ha detto Joe Biden rispondendo a una cerimonia alla Casa Bianca per il 4 luglio a un fan che gli aveva gridato: continua a lottare, abbiamo bisogno di te. Altri 4 anni hanno cantato insieme a Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, unendo e alzando assieme le mani dalla balconata della Casa Bianca, prima e dopo lo spettacolo pirotecnico sul National Mall per la festa del 4 luglio. Assieme a loro la First Lady e il Second Husband. Abigail Disney, erede della fortuna Disney, ha annunciato in uno scambio di email che in pratica non darà un soldo ai democratici finché non cacceranno il vecchio rimbambito. Telefonata, pronto, chi è là? Sono Albino, ciao. Oh, maresciallo, buongiorno. Maresciallo, grazie, caro. Ascolta, posso affrontare un argomento molto frivolo? Anziché parlare sempre di politica e di morti? Vai. Posso? Ok, ti ringrazio. L'altra mattina hai messo Saint-Tropez Twist, cantata da Peppino Di Capri, no? Saint-Tropez Twist era del 1962. Nel 61 ci fu Let Twist Again di Peppino Di Capri e fu il disco che vendette più copie, disco diciamo di Peppino, in quanto era completamente fuori dal suo repertorio, però vendette circa 1,5 milioni di copie, comunque una cosa fortissima. Tu pensa solo una cosa, questo era del 61, il testo, lo spartito, la musica, gliela mandò il mio amico Jerry Bruno dei Brutos, che ci conosciamo da me, io lo conosco da bambino, perché lui ha 5 anni più di me, e allora lui era in tournée con i Brutos, erano a Parigi, ascoltò questo pezzo, ascoltò le Twist Again, chiamò subito di Chubby Peppino. Checker. Sì, adesso non mi ricordo chi era l'autore originale. Comunque te lo dico io. Peppino, grazie. Telefonò a Peppino e gli disse: Peppino, guarda che qui c'è un pezzo che sta andando per la maggiore, ti mando la musica, ti mando lo spartito e tu incidilo. E questa testimonianza ce l'ho, che è di Peppino Di Capri, che la raccontava a Rai 2 in un'intervista, e dice: pensate che Jerry Bruno, il dentino dei Brutos, mi fece quello che ti ho detto prima, mandò lo spartito, dice: e questo disco fu quello che fuori dal mio repertorio vendette più copie. Pensa tu com'è la vita, Dio. Vabbè, io sono poi tra le varie cose, con i Brutos sono il loro biografo ufficiale, quindi figurati un po'. Pensa che Jerry, il dentino così chiamato, lavorava con mio padre in tipografia, e quando decise di andare a fare l'artista, mio padre, da buon vecchio piemontese attaccato al lavoro sicuro, no? Disse, non te lo dico in dialetto perché molti non lo capirebbero, però anzi, ma te lo dico, poi lo traduco, disse: mi sei neanche il fiol lì con il travail sicuro calava fel paias un gir.
dice io non so quel ragazzo col lavoro sicuro che ha va a fare il pagliaccio in giro, e a fare il pagliaccio in giro gli ha fatto girare tutto il mondo, è stato partner con Sacha Distel per una barca di anni e adesso abita a Milano, noi ci sentiamo regolarmente, ogni tanto viene a trovarmi, vado a trovarlo io, un'amicizia che dura da 70 anni più o meno, quindi figurati un po'. Comunque volevo solamente dire quello, se può essere stato interessante non lo so, ok? Stupendo, grazie. Grazie, ciao, grazie. Un abbraccio, grazie altra telefonata, grazie. pronto, chi è là? Pronto? Sì? Sono io. Buondì. Sono Lucia da Pogliano. Buongiorno Benvenuta. Antonino. Volevo rispondere a c'è Giorgio da Mantova. Giorgio che da ha fatto Monza, una bella disamina che noi abbiamo, siamo democratici, abbiamo la libertà. Stiamo attenti però, perché questa libertà se la stanno portando via. Negli altri stati dove dice lui che ci sono dittatori, la prendono con la Giorgio forza. da Monza, mi scusi, Marco da Mantova, prego. Ah no, Marco da Mantova, sì, Marco da Mantova. Mi confondo sempre con questi due che ogni tanto sento che telefonano spesso, sì, è Marco da Mantova. I dittatori tolgono la libertà con la forza, con le armi, uccidendo anche. Qui da noi in Europa ce la stanno togliendo con i guanti bianchi. Pian piano si stanno rivoluzionando tutto. Si stanno portando via la nostra cultura, la nostra religione, tutto quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Volevo sentire te Antonino, scusa se ti do del tu, cosa dicevi in merito a questo, cioè che ne sai più di me, no? Di quello che stanno facendo qua in Europa, tutte le leggi che ci impongono liberticide ci portano alla rovina e alla distruzione. Mi scusi, me ne anche dice morale. una di legge liberticida? Per esempio quella delle case green, che vogliono farci mangiare le cavallette, che vogliono imporci l'LGBT, il DDL ZAN, tutte cose contrarie alla natura di Dio, quello che ci ha dato Dio, alla natura. Non vanno più bene le allora, cose intanto etero. questa è una società laica, sa che c'è gente che in Dio non ci crede, le potrebbe dire Dio non c'entra. Sì. Questa è una libertà occidentale. Sì, però questi vogliono imporci quelle altre cose, cioè ora gli etero quasi li mettono da parte, sono Sì, però mi scusi, il DDL ZAN non è stato approvato. Meno male, ma questi E lo sa perché non è stato approvato? Sì, perché la gente, avendo la libertà democratica in Occidente, è andata a votare e ha scelto qualcun altro. Meno male, per ora, meno male. E vabbè, per ora, fino a che andremo a votare, la democrazia sarà difesa col voto. È per quello, Antonino, che dico cerchiamo di difenderci, di difendere la nostra, quella poca libertà che abbiamo, quella libertà poca, tanta che sia che abbiamo, perché qui pian piano ci cambiano il cervello, ci cambiano le idee e vogliono portarci a quelle idee lì. È questo che io intendo, capito? Perché la gente ormai è un po' con la testa all'ammasso, non credo più a niente, io non vado a votare, non ci credo, tanto tutti uguali, non cambia niente, andiamo sempre in peggio. Capito? Dobbiamo cercare di lottare perché non veniamo sopraffatti da questa ideologia. Ecco, non so se sbaglio. Ma alle idee si risponde con le idee, per cui se uno è sicuro delle proprie idee non deve avere paura di scendere nell'agone del confronto. Certo. Ma quando vedi che scendi nell'agone del confronto, vedi tutti i tuoi show, tutte le cose, che c'è lì uno che ha le idee queste, 4 che sono contro, capisci che anche se lui non ha paura del confronto, ma però gli altri 4 cercano di sovrastarlo, cioè cercano di portarci proprio io le mie idee le ho da tanto, da molto, che non le ho mai cambiate. Io ho sempre votato Lega, voterò sempre Lega, perché so che la Lega ha questi principi e basta. Può esserci Bossi, può esserci Salvini, che è bravissimo, ma io non cambierò mai, la mia idea è questa, non sono la banderuola che una volta va così, una volta va di là, una volta come certi nostri quelli che potevano magari invece cercare di star lì a battagliare, invece se ne sono andati. Però tanta gente viene da tutte queste informazioni che sono come un cannoneggiamento,
tutte informazioni false e così, e viene sopraffatta. Veramente, Antonino, io parlo con tanta gente, ho fatto tanti gazzeri, ma anche adesso, anche quando esco, quando vado al supermercato, se mi fermo a parlare con la gente, vedo proprio che ce ne sono poche di persone che riescono a ragionare con la loro mente, poche, perché tutte, ma qui non cambia niente, ma qui, ma va, ma lì, sono tutti uguali, è sempre quella la solfa. E dopo o non vanno a votare o vanno a votare la Salis, ecco, dove sono portati i nostri giovani oggi. Io la vedo così, cerco di seminare bene. È quello che dico, dobbiamo lottare perché non veniamo sopraffatti da questi, dalla von der Leyen, facciamo proprio i nomi, dai Soros, da questi qua che vogliono farci cambiare le nostre abitudini e vogliono sottometterci con i guanti bianchi, con le leggi che fanno, se no invece che con le armi. Ecco, tutto qui. Grazie Antonino, se hai ancora qualcosa da aggiungere io ascolto volentieri, perché vi ascolto sempre, molto grande. La mia Radio Padania è la Radio Padania, cioè io la chiamo Radio Padania, però la Radio Libertà, insomma, perché mi va bene tutto. Grazie Antonino, buongiorno a tutti, viva Salvini sempre. Grazie. Allora, c'è sempre questo discorso quando si parla delle autocrazie, però in Occidente il complotto è questo e quello e quell'altro. L'Occidente, per fortuna, è ancora una società libera, che si possa dire. Cominciare a credere a Soros, a tutte queste storie qua. La realtà va guardata per quello che è, non attraverso la disinformazione, non attraverso le teorie del complotto, non attraverso il sistema delle fake news. Signori, parliamoci chiaro. La democrazia è persuasione. Tu non puoi imporre le tue idee per legge, non puoi. La democrazia è persuasione. Volevano imporre le idee per legge col DDL Zan, come vedete non è stato possibile. Perché? Perché la democrazia, gli elettori sono persuasi di altro. Allora il concetto qual è? Il concetto è partecipare alla democrazia, non arroccarsi e dire oddio santo adesso arrivano i barbari. E tu che fai? Una volta Aldo Moro venne fermato da un contestatore perché Aldo Moro andava a vedere le manifestazioni dei giovani e questo cominciò a dirgli voi democristiani in 40 anni avete fatto schifo, avete fatto questo, Moro lo ascoltò parlare, dopo 3 minuti lo guardò e gli disse scusa e tu che fai? E quello restò senza sapergli rispondere. Questo è. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Pietro. Ciao Pietro. Ciao, ascolta. La signora secondo me che ha telefonato prima ha un po' di ragione ce l'ha, perché secondo te è democratico che von der Leyen vada ancora in Europa a comandare? L'hanno mandata a casa e questa ancora lei forse. E in Italia ha comandato la sinistra per 10 anni sempre questo. Ciao Antonino. Sì, ma vedi, il punto è che se una cosa non funziona in democrazia si può sempre cambiare. La sinistra ha comandato 10 anni? Sì, certo, ha comandato. Perché? Perché in questo paese la Costituzione dice semplicemente che il governo deve avere la fiducia delle Camere. E abbiamo assistito a inciuci e inciucioni di vario genere che hanno portato a questa distorsione. Allora cosa dobbiamo fare? Abbiamo votato qualcuno che sta elaborando il concetto di premierato, ma addirittura ieri abbiamo sentito dall'indiscrezione di Repubblica la Meloni starebbe pensando di tornare al presidenzialismo. Quindi, come vedete, la Costituzione si può cambiare, non è un feticcio intoccabile. Quindi cosa preferiamo? Vedete, il sistema si può curare, si può cambiare. Se si va, si vota e si dà sostegno a quelli che evidentemente rispondono ai nostri interessi, se siamo in tanti e ne siamo convinti, le cose si possono cambiare. La von der Leyen resta lì perché è sbagliato il sistema. Ma è ovvio che il sistema dovrà essere cambiato di questa Europa, perché se la gente va a votare, poi quattro scalzacani si chiudono in una stanza e decidono che tanto chi se ne fotte del segnale che è arrivato dal popolo, che è quello che gli ha detto la Meloni, chiaro, dovete tenere conto dell'indicazione che è venuta dal popolo. Se 4 signori si chiudono là dentro, non chiamiamoli scalzacani, chiamiamoli signori, si chiudono in una stanza e decidono questo a me, questo a te, questo a quell'altro, indipendentemente da quello che il popolo ha deciso, allora vuol dire che il sistema non funziona. Se funziona, però, se non funziona lo possiamo cambiare.
Non mi pare che a Pechino, se qualcuno ha problemi di libertà, può scrivere a Xi Jinping e dirgli facciamo una democrazia con la libertà di parola, perché lo sbattono nell'Aogai senza nemmeno la remissione di peccato. Quindi cerchiamo di guardare le cose per quello che sono. Cerchiamo di guardare le cose per quello che sono. Se no vuol dire che allora siamo tutti una manica di pirla. Pronto? Chi è là? Sono io, ciao Antonino, Pier da Riccione. Benvenuto Pier, come stai? Ti vanno avanti, tu ti ascolto sempre fedelmente, come si dice, no? Ma è un orario che riesco a essere collegato. No, volevo parlare di Zan, perché ho visto ieri, cito un altro media, ma nessuno si deve offendere, no? La trasmissione del Debbio, il tentativo di rappresentare i Gay Pride come una manifestazione per i diritti. E qui è il punto vero della vicenda. Io non casco nella trappola noi abbiamo diritti, noi abbiamo diritti che voi avete, noi, voi, eccetera. Allora, al di là dei numeri, che comunque secondo me prima o poi bisogna iniziare a certificarli, perché non è possibile che si calcoli e che soprattutto gli eterosessuali considerano il fenomeno come meno rilevante. Io sono stanco di vedere di sentire che non si può parlare, non si può dire, perché c'è qualcuno che è una minoranza, ma secondo me è una minoranza molto minoritaria, tenta di impormi le sue regole. Perché è qui il punto. Ieri uno di quelli che dibatteva, anche uno dei più intellettualmente preparati, sosteneva che lui ha il diritto, ad esempio, ad adottare un figlio, che ha il diritto a sposarsi. Ecco, allora qui va chiarito una cosa una volta per tutte. O noi siamo capaci di inserire nel Statuto dell'Unione Europea, che sappiamo non è una democrazia completa dal punto di vista dello scritto, non ha una Costituzione, eccetera, che noi deriviamo dalla tradizione ebraico-cristiana, quindi il matrimonio è innanzitutto una questione legata alla religione, che è diversa da quella che si può avere dai paesi musulmani, tutto quello che volete, e quindi non è un diritto ma così di due diventiamo come persone dello l'Iran. stesso sesso adottare un bambino e avere un bambino, no? Oppure dire noi se non lo facciamo così utilizziamo la via di quello che loro chiamano, adesso mi sfugge il termine, che in realtà poi è l'utilizzo gestazione per donna. altri. Ecco, esatto, e si rifiutano di. E allora, quello che succede al Gay Pride è sì una carnevalata, ma far carnevale non fa male, già una festicciola abbastanza imponente, adesso i dati che danno loro sono un po' esagerati, ma voglio dire, chi ci toglierebbe l'idea che noi a un certo punto non fossimo noi a fare queste feste e non potessimo esprimere il nostro diritto, che rimane legato al diritto naturale, e quindi a tutta una vicenda che ha migliaia e migliaia di anni di storia e che non vogliamo perdere, cioè quindi l'identità di essere umani, non altre cose, perché se noi sdoganiamo completamente questo concetto... Quindi un omosessuale non è umano? No, certo che è umano, ma non è umano che due uomini siano in grado di riprodurre un bambino. La natura non l'ha consentito, mi dispiace, se ne frega. Ma lo sai che in Italia ora è reato l'utero in affitto? Ieri l'abbiamo detto, c'era la lettera del ministro. No, ma per loro questa è una disposizione di tipo fascista, è un impedimento di una cosa. Questo accanimento verso i bambini, la possibilità di entrare nelle scuole e spiegare ai bambini delle cose allucinanti, delle cose che per esempio vengono in Inghilterra, che adesso diventa laburista improvvisamente, ma già consentiva queste cose. Questo a me non va, ma non perché io sono becero reazionario, sei tu che sei un becero reazionario, perché vuoi sostituire alla natura, all'uomo, alla fede anche, e comunque qualcosa di rivoluzionario che ha cambiato l'esistenza dell'uomo, qualcosa che non esiste, che tu uomo pretendi come un vero nazista, un nazi comunista direi io, di imporla agli altri perché gli altri la devono accettare. Ecco, questo non è possibile. Allora bisogna far capire a Zan, che faccia il pagliaccio o meno, alla signorina Slain, a tutta la banda, che su questo qui non passeranno. E la rivoluzione è anche questo. E io non mi sento di essere reazionario, io sono rivoluzionario, sei tu reazionario. Cioè,
Proviamo a ribaltare queste cose qui, no? Cosa vi dici? Ma io dico che intanto in Italia l'utero in affitto non c'è. Dico anche un'altra cosa, la religione qua là, noi non siamo l'Iran, siamo una società laica. Però torno a ripetere, a maggior ragione nella società laica le idee devono essere un dibattito e devono essere necessariamente forti, non possiamo vivere di pensiero debole. Qual è l'uguaglianza? L'uguaglianza è che a condizioni uguali trattamento uguale, a condizione differenziata trattamento differenziato. Un uomo e un uomo non possono fare un bambino, su questo siamo tutti d'accordo. Due donne non possono fare 4 bambini e così via. Allora è giusto proibire l'utero in affitto, non c'è niente di fascista in tutto questo, per il semplice e banale motivo, non tanto per il fatto che l'omosessuale non può essere genitore, ma per il fatto che il principio che si deve affermare è che la vita non si vende e non si compra. Perché se tu cominci a vendere e comprare la vita, che cosa ne sarà della morte? Perché quando si discute di come comincia una vita, si sta discutendo anche di come finirà. Quindi questa è la cosa. Come si fa davanti a queste cose? È ovvio che il movimento LGBT è una piccola minoranza, mi sembra abbastanza evidente, ed è altrettanto ovvio che tutte le piccole minoranze fanno tanto casino proprio perché devono farsi vedere e devono farsi notare. Ma detto ciò, il vero problema del Gay Pride non è tanto in questo, perché, ripeto, il DDL Zan non mi pare che ci sia. L'utero in affitto è vietato e il vero problema è un altro. Il vero problema è che questo Gay Pride, che dovrebbe essere il momento in cui si celebra l'orgoglio omosessuale, la libertà degli omosessuali, diventa in realtà un momento nel quale si coalizzano tante e tali di quelle esigenze che non c'entrano assolutamente niente con l'omosessualità. Segnatamente io ho visto gente scendere con la bandiera della Palestina a forma di bandiera della pace, e questi qui non hanno assolutamente idea di che cosa li aspetterebbe a Gaza se andassero a fare il Gay Pride, perché lì li buttano giù dal 7° piano. Però, noi abbiamo gli stessi diritti, certo che hanno gli stessi diritti. Libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di coscienza. Il fatto che non possano comprare, sfruttando una donna, un bambino, non è fascismo o mancanza di diritti, ma è il rispetto di civiltà, soprattutto del bambino, che in quanto tale deve essere il primo a essere tutelato, perché è il più debole di tutta questa vicenda. E mi pare che ultimamente non ci sia molta tutela dei bambini. Ce n'è più per cani e gatti che non per i bambini, con tutto il rispetto. Comunque, io devo chiudere. Pedrino, allora, è un'ideologia totalitaria la loro. Sì, ti lascio, è un'ideologia totalitaria e quindi va combattuta in quanto tale. Non esiste. Non esiste questo. Comunque non mi pare che sia l'argomento all'ordine del giorno, perché, ripeto, loro possono dire quello che vogliono, siamo in democrazia, ci mancherebbe pure, ma non mi pare che ci siano leggi che ne limitino i diritti, né tantomeno mi pare che in questo paese abbiamo uteri in affitto e porcate varie ed eventuali. Quindi, come vedi, possiamo stare tutti tranquilli. La maggioranza, quella del 25 settembre, è una maggioranza di tutt'altro segno. Va bene, io devo chiudere. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te. Devo chiudere adesso liberamente con il direttore Giovanni Sallusti e poi parlando liberamente sempre con il direttore Giovanni Sallusti. Siete in buone mani. E dopo Pierluigi Pellegrino, oltre la pagina, stasera il filo diretto con Lorenzo Viviani. Noi ci ritroviamo lunedì. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato la rassegna stampa.